C'è una montagna da scalare, entro in gioco le vertigini, la paura di cadere. Mancano ancora pochi metri alla vetta, all'obiettivo playoff. La salita può essere dura, ma quanto è bello arrivare in cima, quando hai voglia di volare. Amici di Sportisili, buonasera, io sono Ludovico Anfuso e questo è un altro incontro del campionato di Serie C1, Girone A, calcio a 5, tra Athletic Club Palermo, Isola, calcio a 5. Possiamo già leggervi le formazioni ufficiali, con il numero 30 Mazzola per i padroni di casa, il numero 4 Lo Bianco, il numero 6 Tuzzolino, il numero 7 Francesco Tuvè, capitano, numero 8 Fiorentino, numero 10 Intravaglia, numero 11 Giuliano, numero 14 Restino, numero 19 Delisi, numero 20 Vallecchia, numero 21 Tabita, numero 17 Samuele Favaloro. Invece per l'Isola abbiamo in porta Giovanni Morrione con la numero 21, con la numero 2 Salvatore D'Asta, con la numero 7 Catanese, con la numero 9 Catalano, con la numero 11 Pitarresi, con la numero 16 Guttilla, con la numero 19 Miloro, con la numero 20 Pietro Arato, con la numero 22 Samuele Finocchio, con la numero 23 Capra, con la numero 29 Maniscalco. Siamo praticamente pronti per il fischio inizio, con le due squadre che si stanno dando i primi saluti. Giusto per riportare qualche dato statistico, possiamo dirvi che l'ultimo incontro è finita con la vittoria del Athletic Club Palermo, quando stiamo parlando di un risultato di 3-7, e l'ultimo incontro del Athletic Club Palermo invece è stato commentato ai nostri microfoni di Sportisili ed è la vittoria contro il San Vitolo Capo 3-6. Le squadre che intanto danno la loro carica, possiamo vedere l'Athletic Club Palermo e poi l'Isola che si prepara, pronti in campo. Ormai è corsa a 2 per la classifica cannonieri tra Tuzzolino 25 gol, meno 6 dal capolista classifica cannonieri, il numero Calvaruso con 31 gol d'assegno del 3M. Manca una casa. Si aspetta soltanto il fischio inizio, possiamo vedere appunto le due squadre in campo. Vediamo subito in campo Giuliano, Tuvè, Lo Bianco, Vallecchia e in porta Mazzola, mentre per l'Isola troviamo Morrione, Catalano, il numero 11 Pitarresi, numero 20 Arato e il numero 7 Catanese. Aspettiamo appunto il fischio d'inizio, ci siamo praticamente e si può partire tra pochissimo. E si parte con l'Athletic Palermo subito in possesso del pallone. Va Vallecchia a gestire, Tuvè, Vallecchia, ancora Vallecchia all'indietro per Lo Bianco, Giuliano a dare soccorso da dietro. Lo Bianco allarga per Giuliano, era bella l'idea, imbucato un po' meno. Intanto vediamo subito il possesso dell'Isola adesso con Catalano che gira il pallone per l'Isola. Ancora il passaggio, la tiene sulla linea, Vallecchia recupera il pallone importante, ancora Vallecchia all'indietro, Lo Bianco apre per Tuvè gira il pallone, Giuliano la sponda, ben riuscita, Giuliano con un po' di fortuna riesce a tenere il possesso del pallone, ancora Vallecchia carico a gestire per i suoi. Tuvè, Lo Bianco, ancora Tuvè, l'asse centrale va Vallecchia, si aspettano i suoi numeri e la sua velocità. Giuliano ancora la gira per Lo Bianco, occasione per Lo Bianco, si allarga, recupero dell'Isola ed è subito rimessa laterale. Ancora spazio per Tuvè che può provare, palla in mezzo, respinge l'Isola, ancora però una fintazione, va Tuvè, sempre in possesso pallate di Club Palermo, ancora il capitano Tuvè a impostare. Vallecchia la tiene lì, ancora per Lo Bianco, Giuliano all'indietro, la tiene ancora l'Athletic Club Palermo con Giuliano. Lo Bianco in mezzo, secondo palo, ancora Lo Bianco, la palla va rimessa dal fondo. Morrione che può impostare per Arato, ancora Arato in velocità, supera Vallecchia, Arato in mezzo, occasionissima per Catalano che era pronto lì sul secondo palo.
Ricomincia adesso dal fondo Mazzola. Lo Bianco. Vallecchia. Vallecchia la tiene lì, ancora Umberto Vallecchia, la gira per Lo Bianco. Tuvè prova il dribbling e riesce a passare per un attimo, la gira poi. Ancora Giuliano, occasione, Giuliano doppio passo, si libera, larga per Vallecchia, prova subito il tiro, del respinta. Ed è... Era calcio d'angolo, invece è rimessa dal fondo. Sembrava fosse calcio d'angolo, in realtà ha dato la rimessa dal fondo e adesso si va con la rimessa laterale. Ancora Lo Bianco. Vallecchia dalla sinistra a partire verso Lo Bianco dal centro. Ancora Tuvè, si apre il lato Giuliano, respinta per un attimo dal numero 7 catanese, palla in mezzo, Tuvè può andare, Giuliano, Morrione in uscita, la tiene lì, Giovanni Morrione. Arato, 12 gol per lui in questo campionato, come proprio Giuliano, il numero 11. Tuzzolini invece parte dalla panchina. Ancora il giro palla dell'Isola con la pressione alta e la di Palermo. Arato, palla in mezzo, Tuvè, un recupero importante, la tiene lì, preferisce con calma ripartire. Vallecchia. Lo Bianco. Tuvè sul secondo palo per Giuliano. Morrione in spaccata, la manda in rimessa laterale ed è una buona occasione per l'Athletic Club Palermo. 19. Rimessa laterale battuta. Tuvè. Vallecchia alza la testa e gira Giuliano. Ancora Giuliano. Si accentra. Lo Bianco di prima, Tuvè, lo scambio stava riuscendo e va all'Isola però con incontropiede con Arato. Con Arata, anzi, Arata fortunato qui, palla in mezzo, Catanese, tiro fuori di Catanese. Pietro Arato, non Arata, Arato. Ancora Vallecchia che può avanzare, aspetti i compagni. All'indietro, Lo Bianco. Ancora Lo Bianco. Appoggio per Tuvè. Vallecchia del Club Palermo che sta tenendo il possesso. Ancora la palla in mezzo, l'imbucata interessante. Lo Bianco, Vallecchia e l'Isola la tiene lì. Tuvè la può tenere ancora, velocizza l'azione del Club Palermo. Vallecchia, palla in mezzo, Morrione salito va lì e va Arato adesso contro Giuliano, la tiene sulla linea ed è rimessa laterale per il Club Palermo. Vallecchia pronto alla battuta e alla rimessa. Lo Bianco. Tuvè. Lo Bianco. Palla che la prende l'Isola con Catanese. Poi Arato. Pitarresi. Arato ancora. Aspetta i compagni all'indietro Catanese. Anzi, per Catanese recupera Lo Bianco. Ancora Lo Bianco, il tiro di punta Morrione. Athletic Club Palermo che ha il terzo tiro in porta al momento. Palla all'indietro, Tuvè ad allargare Vallecchia che può puntare. Vallecchia, lo spazio per il tiro ed è un gol pazzesco. Umberto Vallecchia, 1-0. Pam. Athletic Club Palermo in vantaggio, ha segnato il numero 20 Umberto Vallecchia, un tiro pazzesco di sinistro, dalla destra verso la sinistra ed è 1-0. Rifiata e poi sali, piano piano, non sempre, seguilo, ora là, 1-0 Athletic Club Palermo, ancora l'Isola che prova ad andare in avanti, Tuvè respinge ed è rimessa laterale per l'Isola che subito deve recuperare lo svantaggio. Capito? Non sempre, torniamo e saliamo. Ed è 1-0 Umberto Vallecchia, l'ha messa dentro, un pallone bellissimo. E ancora l'Isola che prova a impostare con Arato. Ancora Arato. Accorcia Vallecchia, giochi nella palla. Arato. La gira per Maniscalco. Appena entrato Maniscalco la gira per Pitarresi.
Ancora Pitarresi, il capitano dell'isola, Arato. In mezzo Catalano, Arato, la sponda. Pitarresi, il tunnel, riesce a passare Pitarresi dentro l'area, Pitarresi! Ed è 1-1 e pareggia subito l'isola. 1-1 ha segnato il numero 11, Salvatore Pitarresi. L'orgoglio del capitano, 1-1. Uno a uno e l'Athletic Club deve subito si stabilisce la penalità con l'Athletic Club che deve ricominciare. Giuliano, Lo Bianco, Vallecchia la tiene lì ancora per Lo Bianco. Vallecchia attaccatissimo alla linea, prova a puntare, Vallecchia la stessa azione del gol, prova ad allargare stavolta, Tuve si smarca, prova il tiro, Arato, rimessa laterale per l'Athletic Club Palermo. Giuliano, la gira per Vallecchia, Lo Bianco, largo per Tuve, ancora Lo Bianco ad allargare le maglie difensive, Vallecchia col sinistro, esterno della rete ed è 1-1, una partita bellissima quando siamo praticamente al circa 10° minuto ed è una bella partita davvero, si sta pronunciando squadre con obiettivi diversi ma che hanno una grande grinta e ambizione. Ancora Mazzola a gestire per Tuve chiede ai compagni di venire incontro, serve Lo Bianco, ancora Tuve, Giuliano viene incontro, Vallecchia, il tocco, Morrione ricomincia con la gestione del palla dell'isola, Arato, Vallecchia dentro, Vallecchia, Morrione, Giuliano ed è gol ed è 2-1. Quota 13 per Giuliano. Ciccio, minuto che la pianta! 2-1, Athletic Club e l'isola può ricominciare ancora con Arato. Subito un 1-2 importante della coppiata Vallecchia Giuliano. Con la mano Maniscalco, lascia giocare l'arbitro però, Maniscalco, Restivo, subito entrato, Restivo recupera un pallone importante, Giuliano, alla gara per Vallecchia, l'occasione, Vallecchia, Morrione, ancora Vallecchia, all'indietro, 2 volte Morrione, 2 volte, e la carica del portiere, calcio d'angolo, una bellissima partita, Morrione decisamente impegnato quest'oggi, palla lunga Tuve, Va bene, Ciccio! bella l'idea, un po' meno l'esecuzione. Ed è subito rimessa Isola che può ricominciare con Arato, ancora a largo dalla fascia per Pitarresi. È entrato il numero 16 Guttilla che la gira all'indietro per Morrione. Morrione Maniscalco prova ad andare, Mazzola la tiene lì, ancora Mazzola, Tuzzolino appena entrato, Vallecchia può puntare, questa è la chiave della partita, Vallecchia punta alla sinistra, recupero di Guttilla, rimessa laterale, Tuzzolino la gira per Restivo, ancora Tuzzolino al supporto, Tuzzolino, Vallecchia ad allargare per Restivo, ancora Tuzzolino la gira per Restivo, Giuliano, la spinta del giocatore dell'isola e Mazzola può gestire, ancora Restivo, Vallecchia pronto a puntare Maniscalco, il duello tra i funamboli della squadra, rimessa laterale battuta per Tuzzolino può puntare Arato, Tuzzolino, Restivo ad allargare, Restivo in mezzo, Giuliano col tacco, bella l'idea però contropiede dell'isola, può portare un'azione pericolosa, Guttilla ed è rimessa per la dei Club Palermo con Mazzola e la gioca a Tuzzolino adesso, Restivo, Vallecchia per Tuzzolino punta Arato in velocità, Tuzzolino, Morrione e palla lunga di Arato, Tuzzolino c'è, Restivo, entra De Lisi intanto e c'è Tuzzolino ancora, Restivo, De Lisi tocca il suo primo pallone, Alberto De Lisi può puntare, De Lisi con attenzione, la palla laterale per Restivo ad allargare, brutto errore qui e va all'isola con Pitarresi a tenere, all'indietro Maniscalco, Arato si crea lo spazio, poi all'indietro Maniscalco, impressione Giuliano,
Pitarresi, Arato, con calma, alza la testa e gira, Maniscalco a supporto, Maniscalco laterale, Guttilla, Miosi che comanda i suoi giocatori col telecomando, e ancora Maniscalco, Arato, l'Isola prova ad andare, una buona azione qui Giuliano, Arato se la ritrova lì, e ancora l'Isola che può andare in attacco, Maniscalco, Guttilla, De Lisi in pressione, prova a recuperare, Arato, Maniscalco, pronto a puntare Tuzzolino, Giuliano al soccorso, ancora Arato, Pitarresi, l'Isola cerca di gestire con pazienza il risultato di 2-1, partita apertissima, c'è ancora tutta una partita davvero, ancora Maniscalco, palla in mezzo, Guttilla, intervento perfetto di Giuliano, con Tuzzolino che la tiene in campo, ancora Alessandro Giuliano, la gira, Restivo, Tuzzolino, entra Tabita a dare freschezza, Restivo, De Lisi, ancora Restivo, 11, metti la casacca. De Lisi, Restivo, De Lisi, Tuzzolino ad allargare molto bene per Restivo, De Lisi a supporto, sovrapposizione non premiata, preferisce Tuzzolino, ancora Tuzzolino, adesso allarga De Lisi può puntare con Guttilla, ancora De Lisi, ottimo il dribbling qui, De Lisi palla sulla laterale, Tabita sbaglia l'appoggio facendo il secondo palo, era una bella opportunità, Morione rinvio lungo con le mani, Tuzzolino recupera il pallone per un attimo e l'Isola va con Pitarresi che la mette, non l'ha tenuta in campo, rimessa laterale Athletic Club Palermo, Tuzzolino 2-1 il risultato per chi si fosse collegato sull'80S. Ricordiamo che potete seguirci su tutti i nostri canali social, in particolare su YouTube, che è proprio il canale dove trasmettiamo le nostre dirette. Ancora De Lisi, ottima qui la gestione del possesso, ancora va Restivo, Tuzzolino, De Lisi, Tuzzolino sbaglia qui e c'è Arato, Mazzola in distesa libera, ancora Mazzola lunga con le mani per Tabita, in pressione c'è il fallo di Marco Tabita, e c'è il time out chiamato dall'Isola. Adesso la decisione ufficiale la potete vedere qui sotto, la T del time out è il verso l'Isola, sentite il time out. La casacca, la casacca. Ne approfittiamo nel frattempo per darvi qualche dato statistico dello stato del campionato in questo momento, con l'Athletic Club Palermo in piena zona playoff, al quarto posto 32 punti, Isola al sesto posto 24 punti, salvezza già raggiunta ma comunque con un'ambizione playoff abbastanza importante, 7 punti di distanza dall'ambizione, dall'obiettivo, dai playoff. Si sta aspettando, tra poco c'è il fischio e si ricomincia l'incontro. E ricomincia la Athletic Club Palermo in maglia nera con strisce bianca e rosa al centro e l'Isola in maglia bianca-azzurra con la doppia striscia, la doppia banda centrale. Ancora va all'Isola con Catanese adesso all'indietro, Tabita in pressione, recupera il pallone ed è rimessa laterale, respinge il pallone ed è rimessa laterale all'Isola. Ancora palla in mezzo, Catalano col tacco, Restivo recupera il pallone e lo alza a palombella, Tabita prova a lottare, ce la fa Tabita ad allargare, bella l'idea per De Lisi, Catalano copre, ancora Catalano, Arato, Catanese, Arato, sentite gli urli di Miosi che chiede la costante pressione, Arato, Tuzzolino, Morione alza il pallone, niente male per Arato, grande stop, Tuzzolino rinviene e va Tabita, Tuzzolino, De Lisi, Restivo, ancora Restivo, Athletic Club Palermo, Restivo un po' in difficoltà, non è entrato benissimo in partita, ancora Catanese, Catanese ad allargare per il capitano Pitarresi, Arato sempre cercato, ancora Pitarresi ad allargare, Restivo recupera molto bene il pallone, all'indietro la tiene per Tabita, Tabita può allargare, prova da solo, cercava Tuzzolino, questa era più facile, ancora Tabita in pressione, Tabita, bravo qui Tabita,
a permettere la rimessa laterale per i suoi compagni. La rimessa laterale Restivo chiede il punto di battuta. De Lisi. Ancora Tuzzolino. Tuzzolino finta e giro palla. Restivo. Tuzzolino. Tuzzolino si crea lo spazio. Ancora Restivo. De Lisi stoppa, prova a puntare Catanese. De Lisi, gioco di gambe, ancora De Lisi con un po' di difficoltà. Arato, ancora De Lisi, Restivo. Ottima il possesso della squadra della Athletic Club Palermo. Ancora Tuzzolino recupera il pallone su un piccolo sombrero, gamba tesa, lascia giocare l'arbitro. Arato in aria. Arato! Mazzola col piede, salva tutto. Episodio sicuramente dubbio, Restivo si era fermato. Calcio d'angolo comunque per l'Isola. Catalano, Tabita in pressione. Tuzzolino anche. Pitarresi. Catalano va ad allargare, riceve all'indietro. Arato. Arato. Catalano a supporto. Ancora il giro palla dell'Isola. In pressione Tabita. C'è molta densità di campo sul lato sinistro. Ancora Arato. Palla fuori però, rimessa laterale per i padroni di casa in vantaggio 2-1, ricordiamo. Rimessa laterale per la Athletic Club Palermo. De Lisi alla battuta. De Lisi per Restivo, ancora De Lisi che riceve il pallone. Ad alzare il ritmo della Athletic Club Palermo. De Lisi a puntare. Ancora Alberto De Lisi. Preferisce all'indietro, Mazzola che la può toccare solo una volta. Mazzola prova ad avanzare. Mazzola alza il baricentro. Restivo un po' in difficoltà, pressione buona dell'Isola. Tuzzolino esce bene. De Lisi, Arato recupera un pallone importante. Ancora Catanese. Catanese di punta, Mazzola. Arato preferisce il calcio d'angolo. Palla per l'Isola. Di tacco Pitarresi. Tiro alto. Mazzola velocizza Tabita. Stava per chiamare il Tamot Miosi, preferisce aspettare. E allora va l'Isola con Catalano. Catalano. Il tiro. Rimessa. Laterale Isola. Catalano. Alla battuta. All'indietro. Pitarresi. Catanese. Arato. La spinta di Tuzzolino. Catanese con la punta, tiro fuori. E il time out stavolta viene chiamato da Athletic Club Palermo. Due a 1 il risultato. Dopodiché quando la siamo a pressare, avete che aiuta di dove voglio una volta interpressare se no non ha senso ragazzi, se no non ha senso. In banchina, 8. Ok, forza ragazzi. E si prosegue. 2-1 Athletic Club Palermo. Entra in travaglia adesso. Ed è un quintetto decisamente veloce, quello messo in campo da Mister Miosi. E Mazzola può ricominciare con Restivo. Tuzzolino. De Lisi, palla un po' rischiosa di Tuzzolino. De Lisi riesce a tenerla benissimo. Ancora De Lisi, può puntare. De Lisi, la palla larga per intravaglia Morrione. In spaccata, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo. De Lisi. Tuzzolino! Morrione respinge bene. Restivo, palla in mezzo in travaglia, dentro, Tuzzolino! Trova il gol ed è 3-1. Tuzzolino. E adesso sono 26 e Calvaruso è avvisato, 26, adesso sono meno 5. 3-1. Sotto, bravo! Ancora il 3-1 del Athletic Club Palermo. Fallo per l'Isola.
ed è calcio di punizione con Maniscalco alla battuta. Pressione alta della del Club Palermo, palla lunga, infatti il baricentro si alza della squadra, quindi l'imbucata è facile. Ancora la rimessa laterale per la del Club Palermo, proprio Tuzzolino autore del gol, un tap-in vincente, facile l'ha messa in rete. E ancora De Lisi può avanzare, Maniscalco sembra indicargli lo spazio dove andare. De Lisi prova per un attimo a puntare, la dà a Tuzzolino, ancora Restivo. De Lisi, gioco di gambe, ancora Restivo, non ha nessuno, deve servire De Lisi ancora. De Lisi aspetta Restivo a supporto. De Lisi, Tuzzolino, ottima la manovra dei ragazzi di Mister Miosi, intravaglia. De Lisi incontro, adesso la riceve. Alberto De Lisi può puntare, Maniscalco indica lo spazio. De Lisi prova il tiro deviazione. Calcio d'angolo ancora. C'è una sfida tra De Lisi e Maniscalco, si provocano i due. Maniscalco sembra indicargli lo spazio dove andare ed è calcio d'angolo ancora per la Day Club Palermo. Alberto De Lisi, il blocco di Restivo, Tuzzolino in mezzo, intravaglia, manca il tap-in. Occasione importante. C'è il cambio. Entra Fiorentino. Isola ancora. Maniscalco. Fiorentino deciso. Fiorentino bravissimo a recuperare questo pallone, rimessa laterale. Fiorentino. Tuzzolino. Fiorentino ancora. Fiorentino con calma. Alza il pallone. Tuzzolino. Apre verso Restivo. Restivo il tiro. Morrione. Para facile. E ancora Pitarresi. Per l'isola può puntare. Pitarresi sulla fascia. Catalano viene servito, ancora Arato. Arato contro Tuzzolino, lo guarda, la sfida. Tuzzolino recupera, calcio d'angolo per l'isola. Arato va Arato all'indietro per Catalano ad allargare Pitarresi. Fiorentino in pressione, Pitarresi le finte di gambe, ancora Pitarresi, deciso Fiorentino. Catalano, palla in mezzo, Tuzzolino contro piede del Club Palermo, intravaglia, rimpallo fortunato, Morrione in uscita. Rimessa al fondo per il Club Palermo e adesso Mio si schiera anche Tubè e c'è un quintetto decisamente più equilibrato. Restivo, Fiorentino, Tubè, Restivo, palla in mezzo, Fiorentino perde il controllo del pallone, ancora contropiede Isola, però Arato può andare, Maniscalco a recuperare il pallone, Fiorentino, ottimo il recupero all'indietro, Restivo intravaglia, Restivo ancora, Restivo da largare per Tubè, rimpallo di Catalano, intravaglia, la tiene lì, senza fallo secondo l'arbitro, intravaglia a terra, gioca e poi si ferma, intravaglia furbo per il pallone. Non è fallo, ma se non è fallo questo che sta a episodio sicuramente dubbio. Chiedono il fallo cumulativo, ma non credo ci sia, e quindi l'arbitro lascia giocare. Restivo restituisce il pallone ai ragazzi dell'isola che devono recuperare un distacco di 2 gol. Morrione, palla lunga, Maniscalco di testa, Catalano di prima, gira bene per il capitano Pitarresi, ancora Catalano con calma, impressione Tubè, Catalano d'esperienza, protegge, cerca il fallo, altro a terra, palla fuori. Intravaglia, restituirà il pallone all'isola ed è palla per l'isola con Morrione che gestisce con Arato. Adesso Arato per l'isola, Catalano, Arato, l'inserimento di Maniscalco non viene premiato e vai, recupero importante della del Club Palermo per un attimo, invece l'isola la tiene lì. Lo bianco deciso è ancora però Isola con Pitarresi, recupero di Fiorentino e può avanzare. Fiorentino, Emanuele Fiorentino prova a puntare, si gira all'indietro, Pitarresi, rimessa laterale ad il Club Palermo, intravaglia, batte veloce, lo bianco, Tubè, lo bianco, predica calma Miosi, Fiorentino, intravaglia, secondo palo, Fiorentino prende il palo,
Fiorentina ha un rapporto particolare con i legni. L'abbiamo visto a San Vito che ha preso la traversa. E qui adesso il palo. Dai Manu! È un rapporto particolarissimo con i legni fiorentino. Ancora la pressione importante di Fiorentino, la pressione decisa di Monale Fiorentino. Ed è rimessa Isola. Quando siamo quasi alla fine del primo tempo, la palla lunga. Mazzola col petto. Fiorentino. Gira palla con pazienza, oh! Fiorentino. Gira palla con pazienza! L'avete sentito, mi semmiosi, il giro palla con pazienza, sapienza e attenzione. Queste sono due parole che aggiungo io, un minuto alla fine. Forza solo se c'è! Lo bianco. Fiorentino. Lo bianco a rinculare. Palla lunga per Intravaglia, grande stop qui Intravaglia, prova a passare. Lo bianco, Catalano a coprire. Ed è calcio d'angolo. Davvero l'ultima, potrebbe essere una delle ultime occasioni del primo tempo. Ancora il calcio d'angolo, un minuto alla fine. Lo bianco. Il blocco, Fiorentino si ritrova lì col tacco in Travaglia. Arato respinge. Rimessa laterale. Rimessa laterale Fiorentino. 40 secondi alla fine del primo tempo. 3-1 Athletic Club Palermo. Lo bianco, Fiorentino. Fiorentino palla in mezzo per nessuno, tu non la prende. Pitarresi, maniscalco all'indietro per Arato. Arato sempre lì su quella fascia. Cerca di creare spazi. Pitarresi. Arato adesso al centro. Non mi viene servito Catalano. Catalano alza il pallone, Tuve, recupero importante e contropiede. Intravaglia, manca l'appiglio. Morione la gioca per Arato. Ancora Arato che può avanzare per l'Isola. Recupero di Fiorentino e va. La Club Palermo, Fiorentino da solo, calcia. Maniscalco. Gli chiedeva l'inserimento al compagno Intravaglia. Ed è comunque rimessa per la Club Palermo. E c'è il cambio, rimessa, deve essere battuta bene. Quanto? 10 secondi! Mancano 10 secondi alla fine. 10 secondi. 10 secondi importantissimi per questo primo tempo, sia per l'Isola che per la Club Palermo per consolidare. Ancora Isola. Palla lì, maniscalco, l'ultimo tocco. Ed è già laterale del Club Palermo ed è rimessa laterale per l'Isola. Probabilmente l'ultima azione davvero. In questo primo tempo mancano davvero pochi secondi. Pitarresi la terrà sicuramente lì. E infatti è così, la tiene lì ed è fine primo tempo. Fine primo tempo, amici di Sportisili, 3-1 il risultato con la Club Palermo in vantaggio. Hanno segnato Tuzzolino, Giuliano e Vallecchia, mentre per l'Isola ha segnato, se non vado errato, ha segnato Catanese. E questo è il parziale, amici di Sportisili. Super spot per noi. Ci fermiamo un attimo e poi ricominciamo. Geraci contro Folgore Castelvetrano, 24esima giornata del girone A del campionato di eccellenza siciliana, amici di Sportisili. Buon pomeriggio da parte di Niccolò Cilluffa e benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Sicolo in palio punti pesanti in chiave salvezza. Poi Ogbonda va da Lopizzo che la mette giù con un ginocchio Lopizzo, la parata di Pizzolato, palla che rimane lì e poi con il tacco Guadagnoli non riesce a spingere in rete. Assur, un pressing alto di Scalisi, non è falloso e quindi occhio a Guadagnoli. Fernandez servito un po' male dal numero 9, ci prova poi da lontanissimo Valentino De Morra con il suo tiro. Palla messa dentro, la spizzata di Assur e poi il tentativo in acrobazia provato da Gancitano, va lungo da Sant'Angelo in aiuto Gancitano. Ancora il numero 9 che trova una traccia per andare dentro, il cross di Gancitano, in qualche modo Barbagallo. Sant'Angelo la prolunga, poi la conclusione da fuori, la rete del Castelvetrano che sblocca la partita. Un gran gol
al 28esimo cambia il punteggio allo stadio Santissima Trinità. Gran gol trovato da Pietro Spanò. De Morra cerca di portare un po' di qualità nella manovra offensiva del Geraci. Il cross di De Morra, direzione secondo palo, dove c'è Guadagnoli che la tocca per Fernandez. Lovisi. C'è vicino a lui Gancitano che fa una bella giocata, palla centrale per Lovisi che conclude. Pane bianco. Apertura dall'altra parte per De Morra che poi crossa con il destro per il tiro di Guadagnoli che non trova lo specchio della porta. 5 in barriera più il consueto coccodrillo per Pizzolato. Fischia l'arbitro, va il capitano che pennella così. Pane bianco, Geraci 1, Folgore 1. Il gol del pareggio del numero 3 che da calcio piazzato trova l'incrocio e pareggia i conti. Combinazione ancora sulla catena di sinistra. Rodriguez che si appoggia a Pane Bianco. Pane Bianco con il sinistro, il cross dentro. Il tocco di Guadagnoli, salvataggio sulla linea praticamente della difesa della Folgore. Pane Bianco scavalca una sorta di sombrero Sant'Angelo, poi ancora Pane Bianco, grande ripresa da parte del numero 3 del Geraci. 10 minuti a grande intensità, ancora Pane Bianco sulla sinistra, la mette dentro per lo stacco di Guadagnoli che però non arriva. Grande partenza del Geraci, poi ha preso le contromisure la Folgore che ci prova adesso con Fofana. 75esimo, opportunità per la Folgore. Palla va sul secondo palo, lo stacco di 5 mani. Ashur, occhio a Fofana che ce l'ha sul mancino, Fofana la mette dentro, facile per Barbagallo. Che dà il via al contropiede del Geraci con Fernandez che salta 2 calciatori e poi Pizzolato. Qui saltaggio, questo trampetto Bonda prima di lui, poi conclude da lontanissimo la soluzione cercata dal numero 5. Sul primo palo c'è Fofana, palla però va dall'altra parte dove si è coordinato incredibilmente direi 5 mani e poi arriva il tocco vincente di Ashur al 90esimo. La Folgore passa a Geraci ed eccolo qua il triplice fischio. Folgore Castelvetrano batte Geraci 1-2 in trasferta. Con mister Pagaltermi di Bagheria Casteltermini, oggi cade la sua squadra in casa. Primo tempo ottimo, poi secondo tempo? Blackout, ti spiega così. Hai detto tu, il calcio è bello per questo e purtroppo vai ad analizzare una sconfitta che poi per come è andato il secondo tempo. Signore e signori amici di Sportisili, rieccoci tornati con questo secondo tempo. Si sta aspettando il fischio d'inizio di questo appunto secondo tempo, risultato sul 3-1, tra poco lo vedrete in grafica. Aspettiamo le ultime sincronizzazioni di orologi e poi si ripartirà con il risultato di 3-1 e si parte. L'Isola che adesso deve ricominciare, sempre in svantaggio di 3-1. Pitarresi. Arato. Prende il pallone, va Arato ancora. Catalano scivola e la gira la terra, la può tenere. Ancora Pitarresi. Maniscalco, punto in travaglia. Stesso quintetto della fine del primo tempo per la dei problema anche per l'Isola. Catalano. Vallecchia recupera il pallone. Rimessa laterale. Ancora Vallecchia. L'autore del primo gol, Tuve. In travaglia, ancora occasione. Maniscalco in travaglia, il tiro è respinto. Ed è calcio d'angolo per la Day Club Palermo. Vallecchia va alla battuta, 3-1 il risultato.
Ancora Vallecchia, Travaglia fa un piccolo blocco, cerca di servire lo bianco in sombrero, prova a passare, Maniscalco all'indietro, Pitarresi la tiene lì, Maniscalco per l'Isola, lo bianco recupera. Rimessa laterale Isola, Maniscalco, Pitarresi, pressione parziale della Trick Club Palermo che può rischiare però l'occasione, infatti l'Isola, Vallecchia trattenuto, calcio di punizione per la squadra padrona di casa in vantaggio 3-1. Ricordiamo che appunto potete seguirci, lo ridico un'altra volta, sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter o X, che dir si voglia, e anche YouTube, in particolare per la diretta di oggi. Ancora Vallecchia, lo bianco con la punta esterna, la palla va fuori ed è rimessa per l'Isola. Arato va alla battuta, aspetti i compagni, Pitarresi, pressione in Travaglia, Arato, anche Tuvè a inseguire, Pitarresi alza il pallone, Catalano troppo lunga per lui, applaude il tentativo del compagno, rimessa dal fondo, Mazzola, la gioca Mazzola, per lo bianco, Giuseppe Lo Bianco, ancora, per Francesco Tuvè, Vallecchia, suola e avanza, ancora Lo Bianco, in Travaglia, Totò in Travaglia, tiene lì, Lo Bianco ad allargare per Tuvè, in Travaglia sull'altro lato, non viene servito Vallecchia che in tutta velocità prova a recuperare, Catalano per l'Isola, Arato, il tiro con l'esterno, Mazzola, palla dietro, Catalano e poi Tuvè a coprire. Grande salvataggio di Francesco Tuvè, grande senso della posizione, Mazzola a terra. Dentro, dai che! Tieni la base! Mazzola a terra, si aspetta, si verificano le condizioni del giovane portiere. Classe 2002, Giovanni Mazzola con un passato in Serie B con il Città di Palermo. Prestato alla causa a Trick Club Palermo, Arato, il tiro, respinge Lo Bianco, Tuvè deve gestire, Tuvè ad allungare, buona l'idea, Arato la tiene, rimessa laterale, Arato, Sei solo, Totò, vieni, sei solo! Morrione, Vieni! Pitarresi, ancora Pietro Arato che può andare, Pietro Arato ad allargare per Pitarresi, il capitano dell'Isola aspetta, sempre Arato a toccare il pallone, ancora Arato prova a puntare e ce la fa, grande giocata di Arato, davanti Mazzola con la croce, para tutto e va Lo Bianco, palla lunga interessante per Tuvè, controllo, tiro, Morrione, tutto istinto. C'è un grande duello tra due portieri, uno tecnica, l'altro tutto istinto e grande prestanza fisica quella di Morrione. 3-1. Ancora calcio d'angolo per la Trick Club Palermo. Vallecchia, cerca un fallo che ovviamente non c'è ed è rimessa tra le isole. Catalano la tiene sulla linea, Catanese, rimessa tra la Trick Club Palermo. Gli chiede esattamente dov'è il punto di battuta, anche lui può battere la rimessa all'indietro, Lo Bianco, Vallecchia, ancora Vallecchia per Lo Bianco per Tuvè, Lo Bianco in zona offensiva, Lo Bianco prova a girarla, Catanese trattiene Lo Bianco e questo è giallo, giustamente deve ammonire, chiede scusa. Giusto così, cartellino giallo Lo Bianco e adesso lo vedete qui sotto. Monito, Siriano, guardami, vedi quello, Siriano, venite qua, vai 4. Ammonito il 4 nero, ovvero sia Giuseppe Lo Bianco, prima ammonizione dell'incontro, con l'Isola che deve battere questo calcio di punizione. Catalano chiede ai compagni di venire incontro, giro palla, Pitarresi, Catalano. Ancora Pitarresi, Catanese la tiene in campo con un po' di difficoltà e Tuvè la recupera, all'indietro Lo Bianco, Mazzola alza per in Travaglia, palla decisamente debole e va Arato, in dribbling Tuvè, recupero importante, Tuvè, Morrione mette il corpo e la salva, ancora rimessa tra l'Atletic. In Travaglia sbaglia qui e Vallecchia prova a recuperare, Isola però in avanti, Catanese prova a passare in mezzo, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro, in Travaglia l'occasione, in Travaglia col sinistro Morrione, coi piedi stavolta.
fuori, dai la palla. La palla che verrà restituita, Arato ha tenuta fuori. Facciamo attenzione, lo sto dicendo. Tuve la deve restituire. Stiamo un po', sì. Palla per l'Isola. Arato. Pitarresi. Con un po' di calma cerca di far alzare il ritmo. La palla larga per Catanese. Ancora Pitarresi. Catalano. Riceve il pallone. Suolata. Largo per Arato. Arato. Impressione Vallecchia. Intravaglia, prova a passare. Tutto regolare, lascia giocare l'arbitro. Lo bianco. Catanese. Deciso Pitarresi recupera il pallone. La tiene ancora lì. Pitarresi. Intravaglia. Fallo un po' brutto di Intravaglia, cartellino giallo. Fallo di Intravaglia ed è cartellino giallo. Ammonito il numero 10. Totò Intravaglia. Calcio punizione Isola. Dai già! Ancora calcio punizione per l'Isola. Pitarresi si carica della battuta. Pitarresi la gira per Arato. Pitarresi, palla forte in mezzo, Mazzola cerca i compagni, non trova nessuno, alza il pallone per Intravaglia, palla decisamente lunga. Intravaglia non la tiene. Rimessa tra Isola. Pitarresi, Intravaglia subito in pressione su Arato. Arato la gira bene. Morrione. Catanese. Pitarresi. Ancora per Catalano. Aspetta Pitarresi. Adesso ancora Catalano in ritorno. Catalano si accenta a tutto lo spazio per girare verso Catanese. Pitarresi. L'Isola manovra con calma. Il pallone. Palla in mezzo. Catalano. cerca di crearsi lo spazio. Catalano. Se lo crea lo spazio largo per Arato. Arato Vallecchia, duello tra numeri 20. Lo vince il numero 20 nero-rossa. Rimessa laterale. Isola. Catalano. Protegge col corpo la gira. Spalla alla porta. Pitarresi. Ancora Catalano spalla alla porta. Arato. Pitarresi. Ancora Pitarresi. Tu vai da fastidio e recupera il pallone. E poi Arato però. All'indietro. Morrione in mezzo, Catalano, gli chiama l'uomo, stesso Morrione, palla lunga, riesce bene, Pitarresi sbaglia il controllo, palla fuori. C'è il cambio, entra Giuliano. Mister, cambia giusto, mister. Restivo, Vallecchia. Restivo. Palla in mezzo, Vallecchia la tiene, ancora Vallecchia, punta, perde il possesso del pallone, grande recupero di Catalano. Arato. Morrione, palla lunga. Catalano. Mazzola. Anzi, Pitarresi. Restivo. Giuliano. Ancora Giuliano, la gira per Restivo, sempre a supporto Giuliano. Tuvè, pronto a ricevere e la prende. Ancora Tuvè. Restivo, Vallecchia, la tiene lì, Vallecchia recupera ancora il pallone, sbaglia qui ed è rimessa tra Isola. Ancora in velocità, Catanese, doppia pressione, fallo per l'Isola. Vediamo il conto dei falli, vediamo se riusciamo a vederlo in grafica. È 3-1 il conto dei falli per l'Athletic Club Palermo. Ricordiamo sempre la solita regola che dopo il quinto fallo della squadra che lo effettua avrà il tiro libero la squadra avversaria che lo subisce, ed è appunto calcio di punizione adesso. Rincorsa lunga, Pitarresi. Rincorsa lunga, Pitarresi. Pronto a tirare sulla linea e poi il gol di Arato. E accorcia le distanze Pietro Arato e anche lui va a quota 13. Pari merito con Giuliano, 3-2. Dimmi quando arrivi, Totò! 3-2 il risultato. Athletic Club Palermo che deve tenere il risultato. Ancora Restivo. Tuvè. Restivo. Tuzzolino la controlla, appena entrato, palla interessante.
utile e per la del Club Palermo. Giuliano, tu vai di prima, fallo su Giuliano. E adesso dovremmo essere 3-2 nel conto dei falli. 3-2 il contro i falli, lo confermo. Calcio di punizione. Calcio di punizione e la rincorsa lunga di Tuzzolino, che sicuramente proverà il tiro in porta, anche se c'è Tuve largo e restivo. Giuliano sul primo palo a disturbare. Vediamo la rincorsa. Giuliano! Dove è Battista Tuzzolino? Tuzzolino tira in porta, Morrione, Giuliano, Morrione ancora. Salva tutto. Giovanni Morrione, portiere davvero forte questo ragazzo. Ha salvato tante volte il risultato. Tuzzolino apre il tiro, palla fuori. Ancora Isola. Pitarresi. Arato. Ed è rimessa. Dai su! Giuliano attaccato ad Arato, l'uomo più pericoloso dell'Isola, senza alcun dubbio. Ancora Arato, impressione Giuliano, cerca di resistere. Arato si gira benissimo. Tuve la tiene ancora lì con un po' di grinta. E ancora Giuliano in mezzo. Rimpallo per Restivo, Restivo può allargare. Pitarresi la tiene lì. Arato. Morrione, palla lunga. Tuve ha preferito mandarla fuori. Francesco Tuve. Messa tra le isole, c'è il cambio. Jacopo, fatti vedere già! Messa tra le isole, Arato. Catalano, ancora Arato. Pitarresi. Catanese può puntare. Catanese pressato all'indietro, Arato. Arato con Tuzzolino. Lo guarda con gli occhi della tigre Tuzzolino ancora. Catalano, palla interessante, Pitarresi scivola. Ha rischiato molto. Ancora Catalano. Arato. Catalano. Arato. Impressione Giuliano. Fa fallo. Giuliano. Altro conto dei falli ed è 4-2. C'è il time out chiamato dall'Isola Calcio a 5. Time out che serve a spezzare il ritmo e a rinfrescare un po' le idee. 3-2. Grazie. Questo è il mio Però quello è stato direttamente sul giocatore senza pensare a Quanto manca? 47 sono passati. 4-2 il conto dei falli. Ed è adesso tra pochissimo ci sarà la ripresa del gioco. Con l'Isola che deve ripartire, manca circa un quarto d'ora alla fine. Sono 7 minuti e 47 di gioco, mancano 13. Circa un quarto d'ora appunto, ed è 3-2 il risultato. Athletic risultato sicuramente in bilico, Isola che può ricominciare e provare a recuperare. Catanese, Pitarresi, impressione Giuliano, Arato si gira su Tuzzolino, palla in mezzo, rimpallo ancora per l'Isola, Arato, Pitarresi, Catanese, Catalano, Pitarresi, palla lunga, Restivo, Fiorentino, ancora Fiorentino può avanzare, Fiorentino, si apre il campo per Giuliano, palla in mezzo, Fiorentino, manca l'appiglio ed è contropiede Isola, Arato può ripartire, Pitarresi, Arato! E c'è il pareggio, Pietro Arato, 3-3. Athletic Club Palermo che si è visto rimontare dall'Isola e deve subito ricominciare con orgoglio per raggiungere l'obiettivo playoff. Ancora Tuzzolino prova a passare, Tuzzolino punta, Tuzzolino
col sinistro, palla fuori. Morrione per Arato. Stai su, stai su! Pitarresi, Maniscalco, Pitarresi, Catanese col fisico, spalla alla porta contro Fiorentino, recupero di Giuliano, tutto regolare, Restivo, ancora Tuzzolino, si allarga, Tuzzolino col sinistro, cerca di servire all'indietro, ancora rimbalzo utile, lascia giocare l'arbitro, Giuliano, dentro là, quasi dentro l'aria, c'è il fallo, calcio di punizione, ed è 4-3. Il calcio di punizione. Palla in mezzo Giuliano! E deve fischiare l'arbitro però. Ci sono decisamente un po' di proteste lato Athletic. Ragazzi, considerato un richiamo ufficiale, tutti seduti. Oh, perché poi ci sta assolutamente si può andare Calcio di punizione, Tuzzolino alla rincorsa, Fiorentino largo, vediamo come la può servire. Tuzzolino preferisce tirare, Tuzzolino prende il palo ed è ancora 3-3, rimessa tra le isole. Maniscalco, pressione alta dell'Athletic, palla recuperata da Fiorentino che la alza per Tuzzolino, Pitarresi, messa laterale, ancora Restivo, all'indietro, Giuliano per Restivo, il tiro di punta, c'era Fiorentino lì, palla fuori. Ancora recupera il pallone Delisi, occasione per il Club Palermo, ha fischiato un'azione, ha fischiato il calcio di punizione, forse doveva dare il vantaggio, calcio di punizione comunque per il Club Palermo e adesso ci sono proteste, batte velocemente, calcio d'angolo per il Club Palermo, all'indietro Giuliano. La partita si sta innervosendo, si sta alzando il ritmo. Ancora Giuliano, per Tuzzolino. Pronto ad allargare, Giuliano. In un fazzoletto di campo, quasi impossibile giocare. Ce la fa l'Isola con Catanese. Catanese la tiene lì. Catanese ancora protegge. C'è la guerra in campo, Tuzzolino. Tuzzolino che giocata! Morrione! Morrione ha parato davvero tutto. E Tuzzolino ha creato molte occasioni. Restivo ad allargare per Giuliano. Restivo il tiro, Morrione in spaccata, la salva, tiene in bilico la partita, 3-3 ancora. Calcio d'angolo per l'Athletic Club Palermo. Calcio d'angolo battuto, Tuzzolino, tiro respinto, ancora l'Isola che prova ad andare con Catanese, allo spazio, prova ad avanzare, Alberto Delisi lo tiene. Delisi deciso a recuperare il pallone, tutto regolare, all'indietro, Mazzola adesso si può respirare, Restivo, Giuliano, Delisi, ancora Delisi, tra poco controlliamo il conto dei falli perché penso sia cambiato, Tuzzolino, Restivo, Tuzzolino punta, Tuzzolino che giocata, il tiro, respinge Arato. Possiamo controllare il conto dei falli. Siamo 4-4. Palla battuta. Calcio d'angolo per Athletic Club Palermo. Tuzzolino pronto. Palla all'indietro, Restivo. Ad allargare per Delisi. L'occasione. Delisi il tiro, palo! Giuliano! Trova il gol Giuliano! Ed è quota 14 per Alessandro Giuliano. Ed è 4-3. Gran tiro di Delisi.
Andiamo su senza falli però. Andiamo su senza falli. 4-3, vantaggio del Campo Palermo, ancora l'Isola che può reagire, ha tutte le qualità, ancora Catalano, De Lisi in pressione, Catalano spalla la porta, protegge, con esperienza, ancora De Lisi, Catalano lo spinge via, lascia giocare l'arbitro, Pitarresi, Giuliano, adesso in pressione, duello tra gli 11, all'indietro, Morrione, coi piedi, lungo, per Arato, il tacco per Catalano, la tiene ancora lì. Pronto Catalano, la gira per Pitarresi, ancora Pitarresi, al centro, all'indietro per Maniscalco, Maniscalco sulla linea, la gira per Arato, risultato in bilico 4-3, si gioca tutto pugno a pugno, pallone su pallone, ripresa su ripresa, ancora l'Isola che va con Maniscalco, Pitarresi, lo spazio per il tiro, non se lo crea, recupera Giuliano per un attimo, c'è Arato, Restivo a inseguire, ancora Arato, gioca bene con la suola, la gira Catalano, adesso Arato, Maniscalco può puntare Tuzzolino, Maniscalco ad aprire all'indietro, Arato il tiro, Mazzola in due tempi, Mazzola prova ad andare avanti, lunga con le mani Giuliano, Tuzzolino alza il pallone, difficoltoso qui l'uscita della del Campo Palermo, Arato, l'Isola ancora con Catalano che punta De Lisi, il tiro! C'è il cambio, entra in travaglia per il Giuliano, mantiene fresche le forze, Mister Miosi. Ancora Tuzzolino passa in mezzo, c'è De Lisi largo, viene servito, Alberto De Lisi, il dribbling forse troppo. Brava a pressare comunque, De Lisi contro Maniscalco la gira Morrione alza il pallone lungo, Mazzola, ancora Mazzola, Restivo può avanzare, Tuzzolino riceve il pallone, ancora Tuzzolino, sempre Restivo, sull'altro lato stavolta Restivo, apre per intravaglia, lungolinea, intravaglia in mezzo, Restivo l'occasione, all'indietro, Tuzzolino! Trova il gol, 5-3! 27 gol Tuzzolino. Dai, cazzo. Continua a pressare. 5-3. Isola che gioca adesso. Arato. Sei fresco. Sale. Arato, Tuvè aspetta, formazione equilibrata, un po' più difensiva per Mister Miosi, per tenere il risultato. Pitarresi non ci arriva, rimessa laterale, Tuvè alla battuta, all'indietro, lo bianco, De Lisi in difesa, riesce ad avanzare, Alberto De Lisi, la tiene ancora lì Alberto, va De Lisi, raddoppiato, gioca bene per lo bianco, ancora Alberto De Lisi adesso respira, aspetta, gestione chiede Mister Miosi, all'indietro lo bianco, Tuvè, contropiede per la del Campo Palermo, intravaglia può puntare, intravaglia palla in mezzo, lo bianco, occasionissima per Giuseppe Lo Bianco, era una palla facile, una grande palla di Totò Intravaglia. Fantasia e qualità per il numero 10 rosanero. Occasionissima sprecata qui dallo bianco. Ancora Isola, Pitarresi, Catanese, va Catalano, Arato per Catalano in mezzo, può gestire Catanese per Catalano di prima, bella giocata, lo bianco, rimessa tra le Isola, Arato a smarcarsi, preferisce all'indietro Pitarresi ancora, aspetta in travaglia, palla in mezzo, Catanese non la prende, rimessa dal fondo, ed è una palla che fa respirare davvero i padroni di casa, rimessa al fondo, va Mazzola, lunga con le mani per intravaglia, sbaglia lo stop, era bella l'idea, rimessa laterale Isola, Catalano, all'indietro, Arato, Pitarresi, De Lisi a pressare, ancora De Lisi può recuperare, Catanese allo scambio, Pitarresi, occasione per l'Isola, Pitarresi sotto le gambe di Mazzola, 5-4, e l'Isola riapre la partita.
Grande gol di Pitarresi, 5-4. Ci sono ancora, Totò, dai! Io sono giudato! Oh no! 5-4. Gol dopo gol, ripresa dopo ripresa, è una partita bellissima. Ancora la Tri Club Palermo va con De Lisi. Tu vai, ancora De Lisi. Intravaglia. De Lisi. De Lisi può puntare Catanese. Si ferma sul plus Lo Bianco. Lo Bianco allunga il pallone, preferisce spazzare. Giusto così. Morrione con le mani. Morrione lunga con le mani. Catalano stoppa bene. Spalla alla porta contro Lo Bianco. La gira. Pietro Arato può avanzare. Catalano. Pitarresi. Tuve impressione. Duello tra capitani. Ancora Pitarresi. La gira, palla fuori. Messa laterale del Club Palermo. Giuseppe Lo Bianco aspetta. Tuve. De Lisi largo riceve. De Lisi subito si gira pronto a puntare. Alberto De Lisi sul plus, gioco di gambe, la gira. Lo Bianco. De Lisi il velo per Tuve. Intravaglia. Pressato da Arato, rimessa laterale. Padroni di casa. No, secondo l'arbitro, rimessa laterale Isola. Rimessa laterale Arato. L'isola è sovvertita dall'arbitro. Ancora Catalano. Catalano per Arato, occasione importante. Può andare l'Isola. Mazzola in uscita, calcia forte in porta. Morrione. Vai tu ormai, Pie! L'ha capito che gliela sta Pitarresi. Il prossimo sarà time out per la Tri Club Palermo in un momento ideale della partita. Ancora Pitarresi. Rimessa laterale Isola. Pitarresi. Arato. Arato può allargarsi ancora. Gira all'indietro. Catanese. Catalano. Spalla alla porta. Sempre questo il lavoro. Ancora Pitarresi. Arato pronto a puntare. Si accentra. La gira per Pitarresi. Palla in mezzo. Catalano. Ottimo il lavoro di gestione dell'Isola. Giocano a 3 e poi a 4. Catanese. Catalano. Pressione di intravaglia parziale. Catalano. De Lisi sempre pronto attaccato a Catalano. Pitarresi. Catalano. Tuve a coprire. Pitarresi. Catalano ancora. De Lisi a pressare. Ancora palla all'indietro. C'è ancora tanto tempo. Palla in mezzo a Arato. L'occasione per l'Isola. All'indietro. Sbagliate Lisi il tiro. Tiro rischiosissimo. Tiro rischiosissimo, quasi sanguinoso per il Club Palermo ed è time out. Time out padroni di casa. In questi pochi minuti si può decidere il destino di una squadra, il destino di una partita. Ed è proprio il momento in cui le parole diventano fondamentali per motivare, per portare un risultato. Sentiamo. Mancano davvero pochissimi minuti alla fine, mancano quasi 4. Mancano quasi 4 minuti per una partita al cardiopalma, davvero 5-4 Athletic contro un ottimo Isola. Ed è palla per l'Athletic con Vallecchia adesso a dare dinamicità. Umberto Vallecchia si allarga. Ancora Vallecchia, aspetta, serve all'indietro, Restivo. Ancora Vallecchia. Al vertice alto Giuliano. Vallecchia, Restivo. Tuve. Ancora Restivo. Vallecchia, pronto a puntare Catalano. Avversario difficilissimo Catalano. Vallecchia però può sfruttarlo e ubriacarlo di finta, palla in mezzo. Pitarresi in copertura. Catanese per l'Isola. Serve Pitarresi che la tiene lì. Passaggio ottimo per Catanese. Catanese a memoria per Pitarresi. Palla fuori. Due minuti e mezzo alla fine. Restivo. Giuliano, contropiede. Giuliano può andare. Aspetta i compagni, preferisce servire. All'indietro. Tuzzolino.
sta girando, giro in 3, l'avete sentito? 3 giocatori a girare il pallone. Giuliano, Restivo, Tuzzolino si allarga, rischia, Catalano l'occasione, Catalano smarca Mazzola. 5-5, questo è un brutto errore di gestione. 5-5, un grande pareggio Isola. Risultanze di Catalano, 5-5. La TD Club Palermo ama sempre complicarsi la vita. 5-5. Batte Giuliano, Restivo, Ballecchia ancora, Tuzzolino, la palla passa da lui, Tuzzolino si allarga, Tuzzolino il tiro, Morrione, c'era Giuliano in agguato. Quando parte Tuzzolino è davvero uno spettacolo, la palla per Restivo, Tuzzolino, portiere di movimento sono in 5, anzi giocano in 5, portiere attaccante, l'occasione importante per la TD Club Palermo, manca davvero poco e questo è il momento giusto per sfruttarlo. Restivo, Tuzzolino, devono aprire bene le maglie, questa è la strategia. Vallecchia, ancora Vallecchia, la montagna è vicina, possono salirla, Tuzzolino, intravaglia il tiro. Attenzione alla maglietta, non me la gioca solo! Il mio collega la testa non l'ho vista, sto facendo una non l'ho toccata nessuno! Brava, è stesso comune. Non ci vai fare! Oh, Totò! È giusto, Totò, tagliamo in faccia! Ancora TD Club Palermo, Restivo, sempre il quinto giocatore in movimento. Il classico portiere attaccante, anche se in questo caso lo fa in travaglia. Vallecchia, palla larga, Tuzzolino, in travaglia arriva, rimessa a TD Club Palermo, in travaglia. Tuzzolino, con pazienza devono allargare le maglie. Restivo, Vallecchia, Restivo, Giuliano vertice alto, Vallecchia, palla in mezzo, c'era Arato a coprire, ancora non è finita l'azione. Restivo, 30 secondi alla fine. Tuzzolino il sinistro, il tiro Morrione, intravaglia ancora, cerca di prenderla. Arato, il tiro da fuori, Arato trova il gol ed è 6-5, è 6-5 Isola. Questo è quello che succede al contrario quando il portiere attaccante non riesce. 6-5 Isola, anzi 5-6 per dirla in ordine di padrone di casa e fuori casa. 5-6. Deve ricominciare la TD Club Palermo. Dobbiamo questo è il mese quando io non intendo più di forse non sono stato incisivo ok, grazie. Pensiamo alla gara, grazie. 19, tocco dietro il campo, sei stato al massimo incisivo. Ancora TD Club Palermo, Restivo, Tuzzolino, Restivo, Vallecchia, non si arrende TD Club Palermo, Tuzzolino, occasione. 19, dai! Morrione, palla lunga, Catanese, il portiere è fuori, Catanese, palo! E c'è ancora TD Club Palermo che deve andare con Vallecchia, occasionissima per l'Isola sprecata. Tuzzolino ad allargare per Giuliano, in travaglia sul secondo palo. Pitarresi. Ancora Restivo, Vallecchia, Restivo, Tuzzolino, Morrione, salva tutto. Ancora TD Club Palermo, Restivo, cerca di giocarla. Tuzzolino, la tiene lì, avanza, Tuzzolino, c'è Giuliano, è in travaglia, Tuzzolino trattenuto, fallo. Calcio di punizione. 30 secondi, 5 falli. Intanto, dopo questo c'è il tiro libero, mancano una trentina di secondi, una manciata di secondi alla fine. Ancora portiere attaccante con intravaglia che fa il giocatore aggiunto. Calcio di punizione. Giuliano, Restivo, Tuzzolino, apre il tiro. Palla fuori.
Sbaglio! 30 secondi alla fine. Morrione. Lunga con le mani. Il portiere è fuori. Peter Resi deve resistere Restivo. Doppia pressione, partiva Vallecchia, palla fuori. Dai piede! Dai piede! Palla all'indietro, Arato. Alza il pallone, il tiro, intravaglia. La può bloccare. Restivo. Tuzzolino. Larga per Vallecchia, ancora Vallecchia. Calcia forte Giuliano. Se la ritrova lì. Va fuori. Pitarresi, Restivo. Tuzzolino apre. Vallecchia. Palla dietro Tuzzolino. 19, non te lo voglio dire più. 8 secondi alla fine. 8 secondi alla fine con l'Isola in vantaggio. 5-6. Maniscalco, palla lunga a calciare. Restivo. Tocca la rete. Rimessa laterale. Vita, vai via, all'angolo, metti da là. Portatelo. Mancano pochissimi secondi. Ancora Maniscalco, Vallecchia può andare a Club Palermo. L'ultima occasione davvero. Restivo, Tuzzolino. Fischia l'arbitro. Ed è una grande vittoria dell'Isola di Club Palermo che si è visto purtroppo perdere la partita praticamente in pochi secondi. Una grande vittoria dell'Isola. 5-6. Isola che con orgoglio guadagna punti importanti e adesso sono meno 4 per i playoff per l'Isola. Ad Club Palermo che si tiene fermo ai punti attuali della classifica e c'è il saluto. Isola che comunque ha già raggiunto una salvezza importante. Amici di Sportisili, questo è il futsal, vittoria, sconfitta e questo è. Amici di Sportisili.